Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi parliamo di musica, potevo dire musica folk, ma cultura in generale. Lo facciamo con una graditissima ospite importante, Maria Giovanna Cherchi. Grazie di essere qui. Grazie a te, è un piacere incontrarti. Maria Giovanna Cherchi da Bolotana, Da perché Bolotana. ovviamente specifichiamo che lei poi è molto orgogliosa delle sue radici. Eh beh, lo sono, sì, infatti si dice così in sardo, naschida e paschida. Sono nata a Bolotana, vivo a Bolotana e ci trovo anche molto bene, quindi sono contenta quando ho la possibilità di godere il mio paese, del mio paese e di sottolinearlo, certo. Maria Giovanna Cherchi che si trova adesso a Cagliari per un concerto, tanto per capire, perché insomma tu giri la Sardegna e non solo, e lo diremo adesso, per chi non la conoscesse, Maria Giovanna Cherchi è voce importante, tra le più affermate, tra le più conosciute e apprezzate in Sardegna e non solo, per quella che è la cultura sarda. Ti chiedo innanzitutto come nasce la tua passione per il canto, so da piccolissima. Esatto, giusto? Sì, è nata un po' con me perché comunque da bambina ascoltavo i grandi protagonisti della musica sarda. La prima volta che ho cantato in sardo avevo 8 anni in una televisione locale e da allora non mi sono mai più fermata perché quella davvero è la mia passione. Ho cominciato a cantare in sardo da tempi non sospetti, quando ancora erano in pochi a farlo, e poi la fortuna è stata che comunque mio padre era un cantante, un musicista, quindi e quindi comunque ho respirato musica in casa, però poi ho coltivato quella che, insomma, che più mi piaceva, che mi dava emozioni. Ecco. C'è chi ti definisce l'erede di Maria Carta. Beh, io lo lascio sempre dire agli altri, certo che questo paragone comunque è un onore e un onere, perché comunque è un peso, esatto, è una responsabilità. Però è soprattutto un onore poterla, insomma, in qualche modo, se possibile, ricordare e ricordarla nella persona, nella figura, in quello che faccio, certo. Allora, tu hai, se dovessi elencare il curriculum dai brani che hai portato al successo, per quanto riguarda, perché ci sono state grandi fiorfiori di autori come Piero Marras che hanno scritto per te, hai vinto molti premi, hai girato, hai cantato sia per Benedetto XVI che per Papa Francesco, Sì. quindi hai cantato nella grotta di Lourdes, cioè hai toccato tanti posti, tanti temi, sempre con la bandiera sarda nel cuore e non solo. Esatto. Però di tutte le esperienze che hai fatto, qualcuna in particolare dici, io quella me la ricorderò per sempre, perché sono tutte bellissime, immagino. È vero, lo sono. Certo è che queste emozioni si ripropongono ogni sera che io ho la possibilità di restituire alla gente l'affetto che mi regala nei palcoscenici di Sardegna. Questo è il regalo più bello per me e quindi l'emozione più grande. Poi certo, quando fai cose che ti lasciano un ricordo, un segno per sempre, non puoi che essere soddisfatta. Una di queste l'hai citata tu, appunto la prima volta incontrare per esempio Papa Francesco e Benedetto XVI sono state, insomma, tra le emozioni più grandi in assoluto. Su Papa Francesco siamo pari, perché anch'io a quel tempo ero il capo stampa del Cagliari, quindi mi era capitato, ho avuto la fortuna di capire, assolutamente, come emozione sicuramente sì, impagabile. È vero, certo. Dicevamo che comunque, a parte il discorso legato al palcoscenico, anche il dietro palcoscenico, cioè gli artisti con i quali hai collaborato e hai lavorato, tanti sardi e non. È vero, sì, i sardi, insomma, tu ne hai citato uno, amato da bambina. Piero mi ha accompagnato da sempre, poi ho avuto l'onore e la fortuna di lavorare con lui in tante occasioni, anche nei dischi, appunto, e una delle ultime, forse la più emozionante, con Mango, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, ma che è vivo, insomma, nei ricordi. Credo che abbia regalato alla Sardegna una bellissima versione di Non potrò riposare, e io ho avuto il piacere appunto di condividere con lui la sua canzone d'amore preferita. Lui lo diceva sempre: Non potrò riposare è una delle canzoni d'amore più belle che io abbia mai sentito in vita mia. Però Non potrò riposare nasce come canzone maschile nei confronti della propria amata, e invece adattarla a una donna dalla voce femminile? Ma lo ha fatto innanzitutto l'autore, prima di tutto, perché Salvatore Sini lo fece anche la risposta, quindi adiosa e adiosu, quindi esiste anche la risposta. Beh, noi penso che ognuno poi, interpretandola, riesce nel suo cuore a dedicarla a chi pensa, che ha, insomma, nell'anima. Tu
ovviamente nasci come cantante, come dici tu, nasci e cresci come cantante, però hai avuto anche altre esperienze, per esempio in TV hai partecipato, hai raccomandati con i ricchi e poveri, anche quella sempre col canto, però è stata una bella esperienza. Sì, sei arrivata seconda? Sono In arrivata finale, seconda, sì. in finale, sì, in finale con Albano, ahimè, ha vinto lui, giustamente. No, era un gioco, uno scherzo, soprattutto un modo di rincontrare i ricchi e i poveri con i quali avevo collaborato tanto tempo prima, e quindi sì, certamente poi mi piace riguardarmi, no, in quella serata emozionatissima, la voce che non usciva fuori. Anche in quel caso. Però per chi ha esperienza, tanta esperienza come te, nonostante la giovane età, essere comunque sempre emozionata anche davanti a una telecamera Ma fa sì, specie. questa è la cosa più bella, perché comunque vuol dire che l'incontro con le persone vicine o lontane, o comunque in generale sia in TV che di persona, ti lascia sempre qualcosa da portare con te. Dalla musica al cinema, andiamo avanti, Andiamo perché avanti. anche lì sei stata scelta da Giovanni Columbu per un ruolo importante in Surè, se non E ricordo Surè, male. che bella, sì, quella Esperienza nel grande è stata schermo. un'emozione diversa dal solito. Ricordo perfettamente quelle montagne di Oliena, gli effetti straordinari che il regista aveva creato, proprio l'immedesimarsi in tutto e per tutto in quel meraviglioso capolavoro di Giovanni Columbu. Ma ti sei sentita, non dico attrice professionista, però ovviamente è un'altra, potremmo dire, evoluzione della carriera artistica di Maria in Giovanna quell'occasione Chiepi, no, penso che sia stato solo un regalo che ho ricevuto da Giovanni, che avevo conosciuto in diverse occasioni, e lui sapeva di questo mio desiderio e in fondo mi ha accontentato. Quindi pensi che sia una parentesi, se dovesse capitarti un'altra possibilità? Se dovesse capitarmi, no. certamente ne approfitterei, però ahimè non lo so. Allora adesso lanciamo l'appello quindi ai registi sardi e non solo. Io sono disponibile, va bene, approfitto di questo tuo spazio seguitissimo per dirlo un po' a tutti, dai. No, sicuramente ci guarda, tra l'altro ne approfitto perché sto corteggiando da molto Peter Marcias, quindi mi auguro che risponda bravissimo presto. lui. Anche lui molto bravo. Mi sembra, questo ovviamente chiedo il tuo parere, che ci sia negli ultimi tempi una riscoperta delle tradizioni, cioè forse più che riscoperta potremmo dire un ritrovato rispetto. Esatto, rispetto e fruizione anche, perché comunque le nuove generazioni, i ragazzi amano interpretare, suonare, ballare la nostra musica, Ma anche studiarla, certo. Approfondire la propria conoscenza, mi sembra questo. Assolutamente, è proprio così e ne siamo felicissimi, perché comunque è un modo per appunto sentirsi un pochino più sardi, un pochino più coinvolti in tutto ciò che è un patrimonio ricchissimo. Pensare soltanto che ad esempio alla cavalcata sarda sfilano più di 2000 abiti tradizionali, questa è una ricchezza incredibile, e con gli abiti tradizionali i balli, le tradizioni, insomma, quindi questo sono tutte cose delle quali noi dobbiamo fruire dal più piccolo al più grande. Allora ti faccio la domanda, diciamo al contrario, perché prima si era perso? Perché non c'era stato grande interesse, ma magari anche da parte delle istituzioni che non hanno promosso l'importanza della cultura e della tradizione isolana? Oppure semplicemente perché i ragazzi ovviamente hanno altri interessi e quindi veniva in qualche modo snobbata? Ma non credo, perché comunque li avrebbero anche oggi altri interessi, forse anche di più di allora. Non credo che sia neanche colpa delle istituzioni e neanche degli artisti in qualche famiglia? modo. Penso che sì, oggi come oggi ci sia invece come si dice, un bisogno proprio interiore di appartenenza, di appartenere ad una cultura, a una terra e di condividere un sentimento. Quindi io penso che sia questo, insomma, che si sia capito quanto è bello sentirsi una parte di un patrimonio così ricco. Sentimento di appartenenza, noi ci diciamo che i sardi sono un popolo variegato, ma un popolo poco slocos e malunidos, ci dicono ovviamente. Ahimè, non è così. Però è anche vero che tu hai girato, dicevamo, la Sardegna e non solo, quindi hai incontrato comunque tanti emigrati sardi. Questo senso di appartenenza l'hai riscontrato forse maggiore fuori?
certo è vivo e anzi davvero incredibilmente scritto nel DNA, lo dico sempre, questo è quello che io ho potuto sperimentare da tanti anni. Ormai il fatto che comunque i sardi di terza, di quarta generazione continuino ad organizzare le nostre feste pur non essendo mai venuti una volta in Sardegna. Mi è capitato di andare qualche anno fa in Australia, il presidente del circolo sardo di Brisbane non era mai venuto in Sardegna, eppure organizzava le nostre feste, la sua mamma faceva il pane vresa e così continuavano a viverla indirettamente questo essere sardi. È il caso di dire che il DNA sardo non si perde anche di terza e quarta generazione, anche a milioni di chilometri di distanza. Esatto, è proprio così. Ti chiedo un aneddoto di tutta l'esperienza che hai avuto tra i sardi e ovviamente per quanto riguarda i palcoscenici che hai calcato. Hai qualche episodio in particolare che ti ricordi? Anche piacevole, anche divertente. Sì, immagino. Che se stai cantando si stacca la corrente e non canti più. No, una cosa bellissima, ricordo una volta andai in Francia, esattamente a Lione, c'era insomma, questo aeroporto, io quella settimana viaggiai da sola e arrivai lì, insomma, vestita un po', sai, comoda per il viaggio, con due Oggi si direbbe casual, con un termine sardo. Esatto. Una da una parte, una dall'altra e aspettai insomma un sacco di tempo lì, però sentivo vicino a me delle persone che parlavano in sardo e dicevo ma quando mai, ma quanti sardi ci saranno all'aeroporto di Lione? Saranno certamente venuti per me, però in quella occasione non mi hanno riconosciuto. Allora io poi alla fine mi sono avvicinata e ho chiesto ma insomma siete venuti a prendere me? Io sono arrivata e loro hanno detto ma no, ma noi ci aspettavamo una signora di 50 anni. Insomma loro erano abituati a vedermi in televisione e dicono che in televisione io sia terribilmente vecchia e quindi ahimè. Io smentisco perché comunque meno male che il web da questo punto di vista non ha filtri. A proposito di popolarità, quanto ti ha agevolato e quanto ti ha ostacolato, perché essendo comunque un personaggio conosciuto e riconosciuto. No, non mi ha mai ostacolato, è bellissimo poter insomma, entrare in un qualsiasi ristorante o andare a fare la spesa al supermercato oppure in un mercato qualsiasi e incontrare le persone che ti chiedono insomma, di cantarti una canzone tra un chilo di patate e un chilo di limoni. No, una foto e una stretta di mano e quindi questa è davvero per me la cosa più bella in assoluto. Allora, chiudo con la domanda che solitamente faccio a tutti gli ospiti. Immagino che nonostante appunto tutto quello che stai facendo e quello che farai, perché immagino che avrai altri progetti per il futuro, certo. Poi ce lo dici, però anche i sogni nel cassetto, perché il cassetto ha altri desideri, immagino che tu ne abbia. Ne ho sì tanti, diciamo che mi ritengo particolarmente fortunata di aver potuto nella vita veramente fare ciò per il quale insomma aspiravo, al quale aspiravo, quindi in qualche modo un po' coltivare e mettere in pratica i miei studi che erano gli studi di teologia, quindi io sono anche un insegnante di religione e ne approfitto per salutare i miei bambini e le loro famiglie e poi continuare appunto a fare ogni giorno quello che mi piace, cioè essere in qualche modo una rappresentante di queste, come diciamo, di questo grande patrimonio e cultura che abbiamo e che ci è insomma, donata. Però sì, ci sono quei progetti belli che tu speri possano scavalcare il mare e magari certamente calcare i palcoscenici importanti. Questo è quello che auguro a me stessa, cioè nel senso di poter in qualche modo un giorno, io desidero andare per esempio, vorrei andare a Sanremo, ecco, mi ha letto nel pensiero, perché era quello che volevo chiedere. Adesso Andrea Parodi a suo tempo ha sdoganato Città Zero, esatto. E quindi quella fine. Io vorrei oggi fare in modo che io sono convinta che in Sardegna si faccia davvero musica di qualità. E di questo io ne sono testimone perché sono circondata prima di tutto da grandissimi musicisti che lavorano con me da tanti anni, da arrangiatori professionisti e io credo che ogni giorno in Sardegna si sforni davvero musica di classe che merita palcoscenici importanti. Però essere isolani e isolati non aiuta sempre perché
È vero che con la tecnologia adesso un È file vero. MP3, un audio, puoi spedirlo quasi in tempo reale al produttore, a X, a Y, però è anche vero che, come dicevamo, stare vicini ai centri dove Esatto. si crea musica vera e propria. Il problema è che io sono un po' Sardegna dipendente, nel senso io vado Tutti lo ovunque siamo, sì. soltanto se ho il biglietto di ritorno in tasca e quindi ahimè da qui non mi sposto. Vabbè, è comunque una cosa positiva per chi come te, come me, ha le radici qui, insomma, Sì. poi alla fine esiste Certo. il mal di Sardegna, quindi anche la perfezione. Assolutamente sì, io penso, io ce l'ho, ce l'ho e so che ce l'hanno in tanti, quelli che oggi partono, io penso lo facciano a malincuore, ma con la certezza di poter far fiorire la nostra terra al di fuori dei nostri confini, perché poi quando li incontriamo nelle altre parti del mondo sono persone che si fanno valere. A me stupisce, dico sinceramente, che quando io sardo giro, mi è capitato per l'Europa, e vedi altri sardi, cioè, sembra che ci conosciamo da una vita, eppure ci siamo visti in quel momento. È vero, e sono tutte, tra l'altro lo posso testimoniare, tutte persone di successo che hanno fatto della Sardegna una bandiera e soprattutto che si sono realizzate e che integrandosi vivono bene nel posto dove abitano, nonostante comunque abbiano la nostalgia di tornare, perché quella è un po', come abbiamo detto prima, scritta nel nostro essere, però comunque sia questa nostalgia non gli impedisce di fare della Sardegna davvero anche una modalità di vivere al di fuori dei nostri confini. Mi hai sollevato l'ultima domanda, te la devo fare, a maggior ragione considerando i tuoi studi e il tuo lavoro oltre a quello di artista. Sardegna è religione, musica tradizionale sacra è religione. Anche lì la Sardegna è, potremmo dire, variegata, perché da Sant'Efisio in avanti, con altri santi, insomma, mi sa che forse la Sardegna è una di quelle regioni d'Italia che ha il maggior numero di feste dedicate ai vari santi, mi pare. Non lo so. Ci sono tantissime espressioni di religiosità popolare che appunto attraverso la musica raggiungono il massimo splendore, quindi oltre la fede, la pietà popolare espressa appunto attraverso la liturgia, i riti, soprattutto anche attraverso la musica, e oggi lo possiamo svelare, noi siamo qua oggi nella chiesa di Sant'Efisio, a San Pace, dove appunto fede, tradizioni popolari, pietà popolare si uniscono insieme, quindi abbiamo anche questo patrimonio da valorizzare. Tra l'altro tra qualche settimana sarò a Roma proprio per pubblicizzare insieme ai sardi che abitano a Roma i cammini religiosi della Sardegna, quindi rimaniamo sempre in contatto con chi religioso. Esatto, con chi abita al di fuori della nostra terra, ma che ritorna anche per pregare, anche per rivivere le feste, per ritrovare un sentimento religioso. Assolutamente. Chi volesse ascoltarti, tu hai un profilo Facebook o un portale dove poter dare l'elenco delle serate, in modo che chi volesse su ascoltarti. Facebook ci sono, a parte le pagine certamente ufficiali, ma ci sono i profili, sai, la gente continua a mandare le amicizie nei profili. Tu sei un esperto, poi mi devi spiegare un po', no, come si fa, però io ho 6 pagine di Facebook, perché si fa così, no? Maria Giovanna Cherchi 1, 2, 3, 4, 5, insomma cercate un posto come Rambo, praticamente, cioè tutti cercate un posto, capitoli. mandatemi l'amicizia, io ne sono onorata di condividere con voi, insomma, tutte queste belle cose che faremo insieme, e nei prossimi giorni ce ne saranno tante. Tu informi in maniera regolare ogni giorno, quindi io vi aspetto anche su internet, di modo che possiamo qua fare quest'estate di concerti insieme. Verrai un giorno? Assolutamente sì, se non mi aspetto. porti alla Maddalena, perché è un po' distante da Cagliari, quando sarò qui vicino, anche in zona, certo. Bene. Assolutamente, quindi ovviamente seguite le pagine di Maria Giovanna Cherchi, che vi informerà quotidianamente su tutte le serate e le iniziative che porterà avanti. Perfetto, allora io ringrazio della tua importante e gratissima partecipazione, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella intervista, di interagire ovviamente con Maria Giovanna. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre 19:30 su Effetto Serra, il talk show sul social. Ancora grazie, ciao e buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao.